Buonasera a tutti, eccoci qua. Buonasera. Questa sera mi dia un primo piatto se si può, perché mi sento poco preparato sui primi. no, e invece questa sera io mi vorrei tanto metterti a prova, vedere se te che impara qua pasta quello che nelle lezioni precedenti te Se me cava parole di bocca, perché ho ospiti a cena e vorrei fare figurone. Sì, non occorre tante robe, capisci? Ma basta un primo Bianca piatto. Rosa, dice la verità, se io vuoi fare figura l'unica roba che puoi fare è portarti a casa, perché ho saputo che sia buon fare io. No, ma qualcosa hai imparato. Mettilo alla prova, vediamo. Intanto, in questo periodo, cosa sei che a natura, cosa sei che i colli ne dà? Erbette. E qua gavemo iscrizioni. Fai vedere che magari tutti quanti case capiscono Chi si chiama Carletti, Sciopetti, si chiama in tanti modi, Stridoli. Ecco. Questa è una erba che viene spontanea sui colli. Attenzione che vedi che c'è anche erbe che si trova in mezzo. C'è erbe matte, c'è tanti tipi di erbe che puoi crescere in mezzo. Sì, bisogna stare molto attenti. È vero. Si andava su Palmonte. Mi sono andata su Palmonte e te sai cosa che faccio su sto periodo? Ecco, un segreto, una terapia individuale. Mi vago su Palmonte, stago su, cammino, da sola. Stago su d'ore e mezza. Mi faccio le domande, mi dago le risposte. Me dago ragione, vengo giù dal monte che so di una contentezza unica. Credo. Se per questo queste porte piene. Vengo queste porte piene di erbe. Attenta che ogni tanto noi ti manda a chi l'ha visto, perché se perde a Bianca in mezzo ai monti. Non c'è pericolo, mio marito mi trova sempre. Sì. C'è anche i serpenti su Palmonte. Allora, che more venai. Proviamo a fare la pasta usando uova, farina e un po' di ortiche bollite anche ortiche e tristate oltre. Allora che avevamo preparato la nostra pasta, dobbiamo fare il coppa pasta. Se fa 2 cerchi, non sta a rovinarmi a tutta. Così va bene? Sì, fa 2 cerchi, va ecco, vedito. Te che da girarlo. Giri un poco, quei manco sì. No, credo che è ciò che vuoi forza. Ho fatto 2 cerchi perfetti. 2 cerchi perfetti. Tipo Giotto. Ha fatto 2 cerchi perché Stamping ha fatto 2 cerchi, cosa che adesso che qua fatto ripieno. Avevamo cotto prima iscrizioni con poca di cipolla, un po' di olio. Io ho preparato impasto. Dopo che avevamo giuntato ricotta, un uovo, formaggio grana e si prepara l'impasto. Chiarino. Adesso mettegliene un poco, saria un fiammassa. Mi piace con tanta roba, a titolo un poco. Adesso prova a girarlo e farlo venire fuori come un capetto. Un capetto, non c'è problema. Vedemo. Ecco qua, si gira così. Da girarlo, da chiuderlo. E così fuori un po'. E se viene fuori, cosa sei che viene fuori? Sparsora tutto. Sì. E se è buona, se puoi mangiarla. Ecco. E sì, vedo che. E te che è da salarla anche. Ecco, là. E te che è da salarla. Che il problema è sararlo. Ecco, sì, guarda, se è meglio che te ne abbini il vino, perché qua proprio non che sei in Bianca, me dispiace, un come toccaria ha fatto un sofficino che non aveva proprio né fanda. La forma non è, però il contenuto è buono. Sì. Allora, come pare un capetto da alpin, guarda che bello. Sì, ho pronto il piatto. No, fermo fare il basta. Ecco. Piatto pronto. Il piatto pronto, adesso ne arriva intanto che abbina. Abbinamento del vino. Se puoi abbinare. Ecco qua il piatto pronto. Con il nostro chef. Che ne guarda che parecchio che ha fatto, veramente una roba diversi dei miei adesso. Nel senso che qua se mangia qua panza manca con gli occhi. Esatto. Giusto? Allora, caro. Adesso che faremo fare l'abbinamento al nostro amico. Sì, allora un attimo, team è duro. Allora, chiaramente stiamo parlando di primi piatti. Aspetta che mi documento. Allora, forchetta. Primi piatti a base di cosa chiamiamo qua? Minestre asciutte. Minestre asciutte. Allora, chiaramente con un primo piatto del genere va abbinato un bianco
morbido e morbido. profumato. Casualmente ho già, diciamo, pronta la mia Dose. sì, la mia dose quotidiana. Abbiamo questo color, oserei dire paglierino scarico. Beh, di che vino si tratta intanto? Se fa presto. Un bianco. La base Bianco. comunque è un Sauvignon. Sauvignon, l'avrei detto. Abbiamo messo in questo caso un Bagnoli bianco. Bagnoli bianco. Oppure potrebbe andare bene anche un Sauvignon, sempre dei Colli Ugani in questo caso. Sì. Allora, questo Mettere qua, qui Bagnoli. qui un bagnolo, allora, diciamo che a un piatto di questo tipo va abbinato un vino color bianco, e qua ci siamo. Giallo. Ci siamo. E il gusto come sei? Il gusto che ha saper da vino è il vino. Allora, il profumo del Sauvignon, caratteristico del peperone dolce. Pearon. Oppure anche qualcuno, diciamo, che in termini dolce. poetici Sì. lo definisce anche come odore di pipì di gatto. No, beh, scusa un attimo. In qualità di gran sommelier della Gran Brocca, direi che questa definizione del Sauvignon, meglio lasciarla i perdere. produttori del Sauvignon che ti manda insieme col gatto. Va bene. E anche allora cosa che potremmo dire in conclusione qua? Che qua capiamo sempre di più che chi lavora magna. Chi che non lavora magna e beve.